dei Bisi rappresenta, oltre che per gli abitanti di Baone, un'occasione unica, anche un momento di incontro per la valorizzazione del territorio. Assolutamente sì, queste manifestazioni, e quella di Baone è una tra le più importanti, un'eccellenza del territorio padovano, serve proprio per far conoscere anche fuori dai confini del territorio che appartiene alla provincia di Padova le primizie e le eccellenze, quindi serve ad esportare il territorio padovano e le qualità e quindi i prodotti che la terra e che la mano dell'uomo sapientemente sa produrre. I Bisi di Baone sono sicuramente un'eccellenza che contraddistinguono un territorio importante come quello dei Colli Euganei, ma anche una realtà, una comunità importante come è quella dei Colli, in cui una comunità fatta di uomini e di risorse umane che hanno saputo dai prodotti della terra ricavare prodotti che ci contraddistinguono e che sono diventati espressione della cultura veneta e padovana. Quali sono le proprietà benefiche dei piselli? I piselli sono detti bisi, sono un legume che ha delle peculiarità incredibili, perché fondamentalmente dal punto di vista nutrizionale, sia a livello macro che micronutrizionale, abbiamo degli apporti elevati, fondamentalmente di proteine, perché il bisio fondamentalmente è ricchissimo di aminoacidi essenziali e in più ha degli apporti di vitamine importanti. Abbiamo quantità importanti di vitamina PP, di vitamina C, di vitamina E e di vitamina B complesso B, eccetto la B12, quindi va comunque integrata in altro modo. È un alimento associato poi a dei cereali assolutamente completo, tanto che lo sapevano già nel secolo scorso, no? Le Maasai, le nostre bisnonne che avevano inventato fondamentalmente i piatti come risi e bisi, come pasta e bisi, che erano dei piatti fondamentalmente completi. I bisi prodotti nei territori di Baone vantano caratteristiche organolettiche davvero uniche. Sicuramente sono uniche perché naturalmente il territorio è unico. Il fatto che ci sia questo microclima e questo terreno particolare sui Colli Euganei fa sì che questi prodotti siano più dolci, più profumati, più saporiti e di conseguenza sulla tavola, visto che il motto è portiamo in tavola le tradizioni, questo è fondamentale perché per noi vuol dire portare in tavola dei prodotti di grande qualità. Grande qualità vuol dire proporli ai clienti in maniera consapevole. È stata difficile la scelta per decretare il vincitore del miglior produttore di bisi? Ma direi di sì, perché la qualità era estremamente varia e di livello, per cui alla fine c'erano 4 o 5 bisi o piselli che dir si voglia, che si sono contesi fino all'ultimo ed è stato proprio difficile. I ristoratori a suo avviso fanno molto uso e buon uso di questo prodotto o bisogna magari educarli un po' di più? No, direi che la zona, provincia di Padova e tutto il Veneto in generale ha ammaestrato dal nostro doge che nel 1500 desiderava che nel suo disco arrivassero dei piselli da queste parti, dalla zona di Vicenza. L'iniziativa la gastronomica è stata veramente molto curata e quindi abbiamo una lunga tradizione sui piselli. Nei tuoi piatti utilizzi molto i piselli e in modo particolare ci vuoi dare per i nostri ascoltatori un segreto per riuscire ad ottenere un piatto di piselli più profumato e più gustoso? Allora, assolutamente sì, li utilizzo molto, soprattutto
in questo periodo dell'anno, nel periodo in cui i piselli danno il massimo. Ovviamente il fatto di seguire la stagionalità è uno dei parametri che utilizzo in cucina, ma anche per la produzione ad esempio dei pasti per gli astronauti. E seguire la stagionalità significa anche avere la massima espressione organolettica, quindi di gusto, ma soprattutto anche la massima espressione nutrizionale, nel senso che nel momento in cui abbiamo un prodotto fresco appena raccolto abbiamo tutti i macronutrienti e micronutrienti necessari affinché quel prodotto sia soddisfacente dal punto di vista nutritivo. In secondo luogo, i piselli fanno parte della famiglia delle proteine e sono un ottimo sostituto, insomma, alle proteine nobili della carne, soprattutto se andiamo ad abbinarle a dei cereali, magari cereali integrali. E il classico risi e bisi, a cui noi nella nostra zona siamo particolarmente affezionati, è un piatto unico completo che apporta tutti i macro e i micronutrienti necessari, addirittura anche fitonutrienti.